dare voce a tutti. Libero per Va ora in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Eccoci, che giorno è? E poi non vogliono niente. Oggi è un venerdì 17 e quindi ogni tanto per darmi un po' di aria. Questa è Radio Libertà e io sono io e c'è Lorenzo il Magnifico sotto di comando in regia tecnica con Donna Sveva. E dalle mie parti si diceva Lorenzo per fare il figo, per far vedere che sapevo le cose. Perché il 17 porta sfortuna? Tu lo sai? Perché il 17 in numero romano si scrive XVII, che anagrammato si può scrivere Vixi, cioè ho vissuto, cioè sono morto. Quindi che cazzo. Allora è una sciocchezza, è una razzata, però oggi ho pensato, siccome ogni tanto mi sono capitati dei venerdì 17 disastrosi, ma veramente disastrosi, allora sapete cosa ho pensato? Ho pensato a gesti apotropaici, tanto per cominciare, e poi anche a un fatto, quello che diceva il grande Edoardo: essere superstiziosi da ignoranti, ma non esserlo porta sfortuna. E quindi andiamo avanti così. Allora, che giorno è? Intanto gli applausi non han voluto partire, giustamente, perché si vede che non è aria. Invece parte l'abbraccio forte, 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 forte alla signora Carmela, alla signora Adrianangela e alla signora Clotilde, perché loro ci seguono eppure ci seguiscono dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione. Chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate gente, meditate. Proseguiamo questi convenevoli formulaici ricordandovi che c'è Alexa, accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Il sito radiolibertà.net e poi ancora la Radio DAB ovunque voi siate, YouTube e poi Twitch, il social di ultima generazione, e infine il profilo Facebook che vi è utile come bussola per orientarvi attraverso le nostre trasmissioni. Lo sapete, ogni notte che Dio manda in terra il sottoscritto, Dio chi per lui mandano in terra, il sottoscritto pubblica la sinossi delle sue interviste. Quindi per le donne, per gli uomini di buona volontà, sono lì per voi, gratis, gratuitamente. Un applauso alla parola gratis, ma oggi applausi non partono, non ce ne sono, non ce ne possono essere. Con Lorenzo il Magnifico, sospesi entrambi a 137 metri,7 sopra il livello del mare, temperature secondo la commissione interna 24,8 interna sopra lo 0 in centigradi, 8,3 esterna, 59% umidità, 1037,3 millibar la pressione. Noi ci facciamo compagnia, oggi è un venerdì, quindi lievemente non è XXXL la trasmissione, ci facciamo compagnia fino alle 14, quindi chi ha interesse, chi ha voglia, chi ha desiderio di esprimere la propria opinione, tema libero, i temi non mancano. Lunedì ci sarà l'insediamento di Trump, come dicono quelli bravi, lo so, questo non siete voi il pubblico, diciamo, più interessato. Per me è stato un colpo la scomparsa di un genio come David Lynch, grandissimo regista cinematografico, nato lo stesso giorno di Fellini, sempre qualche anno dopo ovviamente, e poi ci sono insomma
gli argomenti non mancano, quindi se volete intervenire lo potete fare direttamente con il telefono allo 02 92 94 7222 oppure usare il servizio WhatsApp 340 670 9659. Sorella tosse che ogni tanto, ma ieri ho fumato un po' meno, quindi sorellina tosse se ne sta un po' in disparte. Allora, la presentazione del che giorno scusate, di oltre la pagina. Oltre la pagina consiste in 2 interviste, una che non è andato a buon fine la scorsa settimana con il presidente della sesta commissione finanze e tesoro di Palazzo Madama, il senatore Massimo Garavaglia, per parlare della risoluzione sul funzionamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Ricordo bene di aver detto la scorsa settimana che è un tema che sicuramente riguarda più di una fetta importante del pubblico di Radio Libertà, che un tempo era Radio Padania. E poi per parola di scrittore, la rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini, abbiamo Lorenzo Franzetti. Ecco, anche qui siamo sempre stati molto seguiti nella zona del Varesotto, Varesino, Varesotto, Lago Maggiore, uno scrittore che viene dal Lago Maggiore, poi ha lavorato come giornalista a Milano, appassionato di biciclette, appassionato di racconti. Si tratta di Lorenzo Franzetti e il libro si intitola Casciabal, vita di un pescatore di storie. Insomma, ieri ci siamo sentiti con Lorenzo Franzetti e credo che presenteremo sicuramente qualcosa di frizzante, qualcosa di come dire, dinamico e tradizionale al tempo stesso. Non ho definizioni più idonee al momento. In quanto poi alla genetriaci, ricorrenze e commemorazioni che si accompagnano naturalmente al rilevamenti demoscopici, i sondaggetti, e al musica per voi. Allora, oggi per musica per voi, fatevi sentire perché musica per voi mi fa venire in mente la fantastica radio capodista di quando ero pulcino e quindi se qualcuno vuole chiedere fate pure, se volete intervenire, insomma fate voi. Intanto vi preannuncio che in scaletta ho messo lì ci ho messo qualcosa di personale, perché Davide Toffolo compie gli anni, Davide Toffolo di Tre Allegri, Ragazzi Morti, dei Futurismi, e quindi ho trovato un brano, i 10 minuti di Limbo, antico, e poi una grande Yolanda Cristina Gigliotti, in arte Dalida, lei era nata in Egitto da genitori calabresi e naturalizzata francese, popolarissima anche in Italia. Bellissima e bravissima, come si dice. Tanto oggi anche io lo avevo trovato, Lorenzo, Ali Shuffle, perché oggi è il genetriaco del più grande, di Muhammad Ali, e quindi ha detto Muhammad Ali, la box è quando un sacco di bianchi stanno a guardare 2 neri che si riempiono di botte. C'era, ma tra l'altro letta e vista è diversa. Nel documentario, quando eravamo re, era un istrione mostruoso, cioè era incredibile, perché come pugile è stato uno dei più grandi della storia, ma era un istrione incredibile. Allora davanti ai giornalisti fa: io sono veloce, prima di Rumble in the Jungle il 30 ottobre 1974, io sono velocissimo, Foreman. Pensate che ieri notte ho schiacciato l'interruttore della luce ed ero sotto le coperte prima che si spegnesse la luce. Poi una cosa bella, io ho capito poi ancora di più da grande, perché da piccino per me era proprio, era come il re delle favole, era fantastico, no? Era Mohammed Ali, perché se vedi le immagini, le foto, no? Ha una tenerezza paterno, un senso di protezione, anche con i bambini bianchi. Lui non ci amavano i bianchi, giustamente. Se i neri ce l'hanno con i bianchi, no? Dopo noi siamo qui latini, io sono
stirpe operaia non è che un nero può prendersela più di tanto con me, magari con qualche borghese sì, alto borghese sì, ma non con me, però comunque posso capire, perché ci sono anche tanti proletari che sono razzisti nei confronti dei neri, quindi se il nero ce l'ha con noi, qualche motivo ce l'ha, bisogna essere un po' equilibrati e onesti. Questo di fatto che anche se lui non amava i bianchi, vedi anche con bambini bianchi ha un senso di protezione meraviglioso, un grande. E poi nella scaletta musicale c'è un brano che mi piace moltissimo ed è Man on the Moon dei Rapid Eye Movement, il REM, che è dedicato a Andy Kaufman e che fa parte di un film che si chiama proprio, credo, Man on the Moon, dedicato a Andy Kaufman, non so di che origini fosse adesso. Lui, se lo ricorderanno i boomers, perché metà anni 80, fine anni 80, arrivò in Italia una serie, anche se era trasmessa dalle TV private, quelle non quelle grandi, Taxi si chiamava, una serie piuttosto fatta bene, c'era anche un attore famoso italo-americano. Comunque c'era questo Andy Kaufman, che è un personaggio stralunato, uomo sulla luna. E pensate le coincidenze junghiane. Andy Kaufman è nato lo stesso giorno, non chiaramente lo stesso anno, di Jim Carrey. Jim Carrey lo ha interpretato, secondo me, regalandoci un'interpretazione maiuscola. Per me, per quanto mi riguarda, Jim Carrey è un attore un po' controverso, non ha fatto sempre cose che mi piacessero, però uno, per esempio, Se mi lasci ti cancello, sì, anche Truman Show e anche Man on the Moon, dove interpreta la parte di questo comico stralunato e veramente folle, fuori assolutamente fuori di lui, come si dice. Quindi vi faremo sentire anche questo brano nel corso di questo Che giorno è. E poi vediamo, no, allora non so se ci sono telefonate o meno. Sì, c'è una telefonata e allora via la prima telefonata del giorno. Pronto? Sì, buongiorno signor Pellegrini. Buongiorno. Allora, volevo dire 2 parole su Forza Italia, signor Pellegrini. Prego. Prima cosa, cari ascoltatori, e forse tutti lo sanno, Mediaset ha un sacco di radio e televisioni, tutte a suo nome. Secondo cosa, la sottoscritta non guarda mai questi canali e faccio zapping su altre televisioni poiché mi hanno stufato, dico la verità, le televisioni Mediaset per i troppi del PD che intervengono nelle loro stesse trasmissioni. E ci sarà un motivo per questo, che ne dite voi? Io sto già pensando a qualcosa che è meglio non pensarci. E termino, signor Pellegrini, un salutone a tutti quelli che si chiamano Antonio di oggi e come sempre a tutti gli ascoltatori un buon fine settimana a tutti da Lisetta. Grazie Antonio, me ne ero dimenticato, un bellissimo nome, bellissimo. Antonio, avevo il nome materno che si chiama Antonio Defenda, nonno Tony. Bisogna che riprenda, perché per esempio io detesto, da quando ho compiuto 40 anni, tanto tempo fa, non solo smetto di festeggiare i compleanni, ma rispondo male a chi mi fa gli auguri e non faccio gli auguri a tutti quelli che compiono gli anni dopo i 40. Lorenzo e Sveva non arrivano a 40 insieme, in 2, quindi a loro io farò quando sarà il momento. Però invece ci tengo molto all'onomastico, anche perché ho scoperto che ne ho 2, Pierluigi. Quindi io ho sempre celebrato il 29 giugno San Pietro e Paolo, però c'è anche San Luigi. E quindi mi piace che non voglio regali, però mi piace che se mi fanno gli auguri, e allora bisogna che riprenda in questo genetriaci, ricorrenze e commemorazioni, grazie alla signora Lisetta che ha ricordato Sant'Antonio, bisogna che riprenda il santo del giorno, perché è una tradizione. E allora andiamo avanti. Credo che la signora Lisetta abbia fatto riferimento, ve la ricordate quella scaramuccia sul canone Rai? Insomma lì non posso dire una cosa, personalmente non solo una delle cose peggiori, proprio il torto peggiore che mi possono fare
e trattarmi da più scemo di quello che sono. Non lo sopporto, è una mancanza di rispetto incommensurabile e penso che sia stata una profonda mancanza di rispetto nei confronti del popolo italiano che tanti difetti ha quando quando Forza Italia ha detto no, non c'entra Mediaset con il fatto che noi non vogliamo la riduzione del canone Rai. Dai, non prenderci per il mulo, non prendeteci per il mulo. Anzi, per carità, il potere fa il suo e chi il potere rischia di subirlo deve fare il suo a sua volta, però almeno che non ci si prenda per il mulo, perché è stato un brutto spettacolo di mancanza di rispetto, di cattivi costumi, forse anche mancanza di democrazia, non lo so. 13:25, proseguiamo. E allora, guarda qua. No, questo è già arrivato prima. Infatti, un ascoltatore, chi c'era? Sammy Varin, credo. Che bello! Antonio, ciao a te, buon venerdì da Antonio, non è a me, è a Varin. Ha postato la foto meravigliosa di un cavallo. I cavalli sono creature meravigliose. Tanto oggi, proprio Varin l'altro giorno, mi ha detto, mi raccomando, domani ricordati, è la giornata dei dialetti italiani oggi, Topolino è uscito in edizione milanese, mi sembra manchi quella veneta. Accipicchia! Tra l'altro è una, non ho fatto in tempo a verificare perché non è un argomento che peccato, sarebbe stato un argomento molto, molto per me, se posso permettermi di dirlo, perché ci sono stati dei disegnatori veneti e veneziani di Topolino che hanno fatto la storia e quindi è un peccato che la Walt Disney si sia dimenticata della lingua veneta in questa ripresa. Però attenzione, è molto significativo che Topolino abbia ripreso la giornata dei dialetti con queste pubblicazioni. Significa che, diceva Umberto Bossi nel 98, l'uomo non è una bistecca, cioè le radici comunque emergono in qualche modo, in qualche maniera, anche nell'epoca dei social, nell'epoca più tecnologica che l'uomo abbia mai conosciuto. Andremo tutti con Musk su Marte domani, eppure alla fine quello che c'era riemerge. È un fenomeno che si ripete ciclicamente nella storia. Non sto citando Giovan Battista Vico che ho letto, ho studiato senza capirci nulla. Non so perché ho capito cose più complicate e quella non l'ho capita. No, semplicemente per esempio la lingua, i dialetti per esempio, quelli della pianura padana sono tutti dialetti, sono celtoromanzi, sono i dialetti celti che riemergono dopo il crollo, il declino, il crollo dell'impero romano. Cioè, ci sono i Celti, le tribù celte, arrivano i romani, pim pum pam, via, due sberloni comandano loro e quindi si impone il latino. I romani poi, nel corso dei secoli, loro impero si indebolisce, riemerge la lingua che c'era prima. Così come, lo dicevo a Sveva, mi sembra, ieri, il dialetto toscano, la lingua toscana, il dolce stil novo, no? Perché questo signor Dante gira tutta l'Italia alla ricerca della lingua ideale, chissà come mai alla fine sceglie la lingua di casa, no? Perché per esempio non ha voluto saperne del friulano perché disse c'è Fausto eruptant, in effetti aveva un chiaro raison, però comunque sia, va bene, amiamo tutti insomma la Divina Commedia e anche la lingua italiana nata dal dolce stile nuovo, dal toscano, è meravigliosa, nessuno vuole metterlo in dubbio. Però per esempio la gorgia toscana, la hola hola annuccia, secondo studiosi di dialettologia, dopo ricerche, c'era una scuola di un dialettologo tedesco e di un dialettologo italiano, i più importanti dell'epoca tra la fine del Novecento, dalla fine dell'Ottocento e prima del Novecento. E uno sosteneva che era la riemersione, la famosa gorgia toscana si chiama, la riemersione della parlata etrusca. Ecco perché quell'altro, siccome questa versione non gli piaceva, era arrivato a dire una fesseria enorme, secondo me,
anche se era un dialettologo celebrato, disse che la gorgia toscana nasceva perché i commercianti toscani dovevano distinguersi dai commercianti lombardi che scendevano sempre più numerosi. Ma che io mi inventi a Hoa o alla Nuccia per contrastare il ciumbia, francamente anzi i commercianti poi cercano di parlare tutte le lingue possibili, quindi non è che francamente la vedo poco credibile come ipotesi. Difatti poi alla fine quello che è emerso appunto che la gorgia toscana è il ricordo, il riemergere di parlate etrusche. Per quello vedere, sì, sono riuscito a farlo stavolta, non ho perso il filo. C'è questo ponte con quello che sta facendo la Walt Disney. Anni fa, i primi anni 2000, l'aveva fatto una marca di birra nei cartelloni pubblicitari. Quindi c'erano anche dati, li ho persi di vista, devo dire, ma fino l'ultima volta un bel po' di anni fa, 10 anni fa almeno. Comunque in Veneto, per esempio, l'uso della parlata veneta non è diminuito nonostante tutto. Ci fermiamo per l'intervallo. Cosa mettiamo? Lorenzo, cosa? Mettiamo i Rem, sì dai, mettiamo i Rem.
Eccoci. Andiamo avanti. Abbiamo Marco. Marco, se tu come fai? Mamma mia. Complimenti, arroscisco. Andiamo avanti. Allora, Marco. E invece Maurizio mi manda 2. Allora, il presidente, da qua non riesco a entrare, comunque leggo il titolo. C'è la foto del presidente guida la provincia dagli arresti domiciliari, ma stavolta il PD, puntini. Da più di 3 mesi Alfieri è detenuto ma non si dimette e i Dem che tornavano su Totti. Ma Alfieri... Campania, però Alfieri è un cognome PD Campania. PD diverso da Totti. Gridiamolo, Maurizio. Diverso da Totti. Da tutti. E quindi questa notizia, grazie Maurizio, perché chissà come mai non viene fuori. Allora, proseguiamo con i genetriaci, ricorrenze e commemorazioni. Abbiamo Pedro. Se volete telefonare, interrompete pure. Durante le interviste, lì magari i tempi sono più contingentati con le interviste, quindi magari lì non apro automaticamente, ma nella parte che invece... Allora, inoltre la pagina, le telefonate non sono, diciamo... le apro solo se le chiamo io, e invece in Che giorno è sono aperte quando volete voi. 0292947222, poi il WhatsApp 340 670 9659. Pedro Calderon della Barca. Adesso che dormo credo di sognare di essere sveglio. Lorenzo, hai sentito qua? Sei distratto dalla donna sveva, perché parlavamo ieri con Lorenzo di sogni, la dimensione onirica che è ancora sconosciuta. Pedro Calderon della Barca proprio ha detto: adesso che dormo credo di sognare di essere sveglio. E quindi abbiamo avuto poi abbiamo Benjamin Franklin. Beniamino, quando ero ragazzo a scuola parlavano di Beniamino Franklin. L'ozio cammina così lentamente che tutti i vizi lo raggiungono. Benjamin Franklin, l'inventore anche del parafulmine. Poi fatemi andare a controllare, perché non ho fatto in tempo a metterlo, perché oggi è il genetriaco di quello che forse è il criminale. Sì, mi ricordavo bene, Alphonse Capone, Al Capone, che disse, mi è venuto in mente quando ho preparato questi genetriaci. Era il giorno in cui Trump aveva cominciato a dire di voler annettere il Canada, e ho trovato questa frase di Al Capone, chiaramente di un secolo fa, che disse: non so nemmeno in che via sia il Canada. In realtà, lo sapete, il traffico di alcolici negli anni del proibizionismo passava anche attraverso il Canada. Non so neanche in che via sia il Canada. Il Belgio, non so se il Belgio deve essere vicino a Piazza Cavour. Vabbè, cose di questo genere. Poi Dalida e Mohammed Ali, già detto. Disse Andy Kaufman: non esiste un dramma come il wrestling. A lui era anche appassionato di wrestling, tant'è che sfidò un campione di lui che era magro, esile, sfidò. Nel film si vede, viene ricostruito molto bene questa vicenda. Pensate, potremmo dire cugino d'arte, non il cognome del cugino, Roland Teni, che era il cugino di Gustavo Teni, quello super iper mega arcicampione sudtirolese. Avete visto ieri in un paese dove tra l'altro sono stato anche in ferie, hanno un po' di anni fa, un gruppo di sudtirolesi tedeschi hanno picchiato un ragazzo sudtirolese italiano al grido di sporco italiano.
il ragazzo picchiato e biondo con gli occhi azzurri. Sinceramente è un mondo che non capisco più, è un mondo che cioè, non, sono meccanismi che meglio non affrontarli, però mi sono rimasto colpito. Comunque pensate che il cugino di Gustavo Teni, Roland Teni, che è scomparso qualche anno fa, ha vinto un bronzo olimpico, quindi si vede, era nel codice genetico questa loro super bravura. Eccolo qua, Aldone Cantarutti, perché sembra che l'Atalanta sia nata con il grande juventino Gasperini, Piero Gasperini, Giampiero Gasperini, che effettivamente ha ottenuto risultati pazzeschi, incredibili e con spettacoli di gioco davvero notevoli per chi ama il calcio. Ma ci fu anche l'Atalanta che nel 1987 militava in Serie B, in panchina sedeva l'immenso Emiliano Mondonico, e l'Atalanta arrivò in semifinale di Coppa delle Coppe. Fino a quel momento non era mai accaduto che una squadra di seconda divisione arrivasse così lontano nelle Coppe europee. Quindi l'Atalanta la sua storia ce l'ha. Vinse anche una Coppa Italia che non negli anni 60 con Angelo Domenghini, Angelo mi sembra si chiamasse. E in quell'87 sono arrivato con Emiliano Mondonico. Il centravanti era un Furlanat, un cimuttone di quelli, 1,90 m, che per l'epoca, adesso sono tutti 1,90 m ormai, all'epoca 1,90 m era un gigante, Aldo Cantarutti, una roccia veramente, era proprio, secondo me aveva potuto fare anche tanti altri sport perché era un fisico formidabile, aveva fatto parecchi gol anche col Catania, mi ricordo, e segnò un gol in contropiede meraviglioso contro una squadra portoghese nei quarti di finale. Aldo Cantarutti, poi Jim Carrey, abbiamo già detto, e poi ne stanno parlando adesso un po', però pare che non se ne sia accorto nessuno. Stiamo parlando di Michelle Obama, che la moglie, che non presenzierà il 20 alla cerimonia di insediamento del puzzone, come lo chiama sempre Dagospia, di Donald Trump. Tra l'altro ricordo certe volte ci sono anche delle cose antipatiche a sinistra, sono veramente antipatiche in sé, perché la moglie dell'ex sindaco, come si chiama? Giorgio Gori, si chiama, adesso è europarlamentare, di sindaco di Bergamo, centrosinistra siamo, che era una conduttrice televisiva di Mediaset, non ricordo più francamente il nome, quando suo marito, che l'aveva cornificata a suo tempo con una soubrette, tutti i giornali ne avevano parlato, aveva resistito ed è diventata prima Fist Siura di Bergamo, non so se si dica Siura Bergamo, la cosa veramente è di uno squallore. Quando il marito si è insediato, ha vinto la seconda volta, lei ha indossato un abito uguale a quello che aveva Michelle Obama quando si è insediato il marito Barack Hussein Obama. Sono personalmente, io, benché nato da umili origini, proprio sono nato tra i poveri, ma francamente il buon gusto, io sono anche un bestemmiatore, sono un rozzo, però il buon gusto lo so riconoscere, e quello è cattivo gusto, è orribile cattivo gusto. Tra l'altro c'era un attivista, e infatti l'avevano completamente cancellato, poi è ritornato perché si è ritornato sui suoi passi, un attivista nero che aveva accusato all'epoca, ma perché dovrei votare gli Obama? La moglie di Barack Hussein Obama è avvocato di una impresa immobiliare gigantesca che sfratta i poveri dalle case per acquisirla poco presto e poi riedificare quartieri per le classi borghesi. Cioè, era una che andava contro, cioè, questo l'accusava di andare contro i poveri praticamente, però va bene così. Andiamo avanti perché
Ai, 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 ai. Qua mi si mette, qua adesso c'è una pausa musicale, è veramente, ti ho messo gli Smith, vero? Ehm, mhmm, quasi quasi. Dunque, Man on the Moon l'abbiamo mandato, ehm, mettiamo gli Smith, il brano Barbara's Bagel at Home, è se non sbaglio, un vecchio brano degli Smith, perché oggi è il genetriaco di Andy Rourke, che se non sbaglio no, lui è ancora vivo, degli Smith, il bassista degli Smith. Ed ecco, facciamolo partire.
Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Allora, dobbiamo andare ai no, non ci sono i sondaggetti, ci sono i rilevamenti demoscopici, neanche quelli, sono i dati Istat. Dati definitivi, prezzi al consumo. Nel mese di dicembre 2024 si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo, all'ordo dei tabacchi, eccetera, registra un aumento dello 0,1 su novembre e dell'1,3 su dicembre 2023, come nel mese precedente, confermando la stima preliminare. In media nel 2024 i prezzi al consumo registrano una crescita dell'1% più 5,7 nel 2023. Al netto degli energetici, alimentari freschi, eccetera, i prezzi al consumo salgono del 2% più 5,1 nell'anno precedente, e al netto dei soli energetici più 2,1, 5,3 nel 2023. Quindi in sostanza, vado a memoria, possiamo dire che l'inflazione che ci aveva spaventato 2 anni fa, credo di averne parlato anche con voi, vado a fare la spesa, per fortuna a casa si occupa della spesa Donna Rosalia, perché io ho le mani bucate, è quello che mi piace, prendo, butto nel carrello, sono fatto così, però ogni tanto vado. Era un po' che non andavo, avevo avuto problemi alla zampa, la gota, eccetera, non mi muovevo un bel po'. Vado a fare la spesa e sono rimasto a bocca aperta, perché un conto quando qualcuno te lo dice e tu sai che è vero, però quando vai a vedere il carrello, quello che prima pagavi 90 euro, adesso lo paghi 130-140, ero rimasto costernato. E allora è stata sconfitta, quindi devo dire c'è stato un buon lavoro da quel punto di vista complessivo, dal punto di vista della finanza e dell'economia italiana, del governo, dai, diciamo. E adesso però c'è un piccolo ritorno di fiamma. Questo dicono i dati. Togliamo la condivisione. Ecco, e andiamo al secondo dato Istat. Commercio con l'estero e prezzi all'import. A novembre 2024 si stima una crescita congiunturale più ampia per le esportazioni, più 1,4 rispetto alle importazioni, più 0,4. C'è una telefonata, mi interrompo. Pronto? Salve, Locatelli Milano, tocca a me? Prego. Grazie. Senta, parlava appunto dei prezzi, eccetera, eccetera, è una cosa normale da speculazione che andiamo avanti da anni, però non riusciamo, nonostante le scuole che facciamo, a capire com'è che eravamo prima di prezzo da tanti anni a questa parte. Voglio dire, provocando, ma credo in senso matematico e positivo. Voglio dire, allora c'era la scala mobile, che difendeva il potere d'acquisto, ed è stato distrutto dai sindacati assieme alla sinistra, che io ero della sinistra, poi dopo ho cambiato, ma anche da prima. No? Praticamente hanno distrutto la scala mobile, la difesa del potere d'acquisto. Prima col punto unico, dopo la morte di Berlinguer, che non voleva si toccasse la scala mobile, poi con l'accordo luglio 93 votato da 5 milioni di lavoratori dipendenti tra pubblici e privati, nel luglio, tutti al mare, contro 25 milioni di lavoratori dipendenti tra pubblici e privati. In sostanza è inutile che ci arrampichiamo sul vetro. Il passato ci insegna, siamo andati a scuola a fare una sega perché non abbiamo capito queste cose che sono elementari alla portata di tutti e praticamente ci avevano difeso dalle speculazioni da anni. Cioè la formula ce l'abbiamo ma non viene utilizzata, ma è un diritto dovere, direi anche un obbligo, perché per il resto chi ci fa sono dei ladri, anche i complici. Ho reso l'idea? Grazie. Sì, io in quegli anni c'ero e ho un'idea diversa. Intanto il referendum fu voluto da Craxi, i sindacati gli si erano opposti, a dire la verità. Il referendum, quello che abrogò, il referendum che abrogò la scala mobile, io parlo per quello che so, e non è quello che so non è dogma, non sono uno studioso,
quindi non escludo che il signor Locatelli abbia, è probabile che lui abbia fatto la versione più corretta. Quella che io ricordo io che c'ero, figlio di operaio e poi operaio proprio in quegli anni, comincio ai primi passi, e che l'abrogazione della scala mobile congelò l'inflazione. C'era un'inflazione in quegli anni che si valutava per mese, non per anno, per mese, ed era sempre in doppia cifra. Tant'è che se tu mettevi dei soldi nei bot, avevi interessi che arrivavano anche al 15%. Lo so perché a me è successo che adesso non mi ricordo più in che anno, addirittura del 16%. Avete presente? Interessi al 16%, no? Avete presente? Infatti poi fu bloccata l'inflazione e non abbiamo più avuto quegli interessi lì, ma comunque erano soldi che perdevamo. E mi ricordo che il potere d'acquisto era aumentato, invece. Sarà che dalle mie parti in quegli anni poi è esploso il benessere, il mercato, l'industria, la produzione, il famoso nord-est, quindi sicuramente c'è un fattore esterno che deriva dal mercato. Però i miei genitori, che erano operai dipendenti prima, operai dipendenti dopo, comunque mi ricordo che il loro potere d'acquisto aumentò proprio perché era stata congelata l'inflazione. E che sia stata congelata l'inflazione me lo ricordo perché proprio in quegli anni si comincia a lavorare, si va a fare all'estero. Mi ricordo che eravamo con amici, siamo andati a Parigi e il cambio lira franco era un cambio molto diverso da quando avevamo fatto conti diversi qualche tempo prima, insomma, cioè era migliorato. Questo è quello che riporto io. Poi io qui metto sul piatto la mia merce, non sto a dire che è quella migliore, e questa è merce che ho visto io con i miei occhi. Di certo so una cosa, che il libro c'è un saggio pubblicato nel 2005, è appena arrivato qua, me l'ha fatto prendere Giulio Cainarca, che aveva detto guarda qua, adesso non rammento più il nome di questo autore, è un economista, e dal 91 che il potere d'acquisto dei lavoratori italiani ha iniziato a diminuire. C'è stata anche una forbice enorme tra il lavoratore privato e il lavoratore pubblico. C'è stava meglio il lavoratore pubblico, come di solito succede. Poi si stava un po', diciamo, migliorando, nel senso, migliorando rispetto alla fine anni 90, si stava migliorando rispetto al 91, ma non rispetto alla situazione precedente al 91, cioè potere d'acquisto proprio delle buste paga. L'euro ha dato una mazzata terrificante. L'euro, come la cito sempre, c'è anche uno studio del Sole 24 Ore, ci dice che è stato voluto proprio con il cambio lira-marco, proprio per tenere bassi gli stipendi italiani, per far sì che le merci italiane avessero più mercato e provvedessero a sanare i conti pubblici. Quindi hanno sanato i conti pubblici sulla pelle dei lavoratori, che non è neanche una novità. Fermiamoci, sono le 14.01, tra poco qui Parlamento. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Forse è meglio che vada. E chi lo dice? Sempre se non hai altro da fare. No, che non ce l'ho. Il film più emozionante dell'anno. Il candidato all'Oscar Andrew Garfield. Che ci piaccia o no, il tempo stringe. La candidata agli Oscar Florence Pugh. Perché hai tanta fretta? È che sono preoccupato che mi stia innamorando di te. We Live in Time, dal 6 febbraio al cinema. Emilia Perez è il vincitore ai Golden Globe per il miglior film. Vincitore di 5 premi EFA. Carla Sofia Gascon, Selena Gomez, con Zoe Saldana. Ascoltare e accettare. Emilia Perez, un film di Jaco Diard. Al cinema.
E se cucissimo la testa del cane sul corpo dell'uomo? A gennaio non rovinerai il mio malefico piano? 50% uomo, 50% cane. Perché mi devi sempre leccare l'interno della banca? 100% eroe. Dogman! Vai ad arrestare Pete! Dogman dal 30 gennaio al cinema. Va ora in onda Oltre la pagina. Benissimo, dopo che giorno è, iniziamo oltre la pagina e lo facciamo parlando di un tema che sono sicuro sia molto caro a molti ascoltatori di Radio Libertà. Ne parliamo col senatore Massimo Garavaglia in qui Parlamento. Innanzitutto partiamo però con una sigla. Qui Parlamento.
Qui Parlamento, insieme al presidente della sesta commissione a Palazzo Madama, la commissione Finanza e Tesoro, e Massimo Garavaglia, che saluto e ringrazio. Benvenuto, bentornato ai nostri microfoni, senatore. Buongiorno, grazie, è sempre un piacere. Dunque, il tema che trattiamo, la proposta di risoluzione sul funzionamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Mi permetto un breve riepilogo, così introduco e poi lei ci spiega nel dettaglio, senatore. Questo fondo è da alcuni anni che è stato istituito, è stato molto adoperato ovviamente per la questione, per i problemi legati al Covid. Adesso va rivisitato. L'indirizzo è quello di aiutare le piccole e medie imprese, soprattutto quelle che hanno meno di 10 dipendenti e meno di 2 milioni di fatturato, e anche le imprese del sud. Ecco, spero di aver fatto una presentazione dell'argomento abbastanza corretta. A lei la parola. Sì, grazie. No, è un tema poco conosciuto, ma in realtà molto, molto importante. È seguito proprio come delega dal collega amico Massimo Bitonci, che ha proprio la delega specifica su questo tema al Ministero competente. Che cosa fa il fondo di garanzia? Appunto fa garanzia e quindi consente di erogare credito in particolare alle piccole e medie imprese. È stata un'operazione fondamentale durante il Covid e sono state date garanzie in maniera imponente durante proprio questo periodo di chiusura, e le banche hanno continuato a erogare credito nonostante la difficoltà oggettiva di quegli anni, perché c'era l'ombrello pubblico, quindi la garanzia dello Stato che interveniva qualora ci fossero dei problemi nel rientro dei fondi prestati dalle banche. L'idea adesso è di renderlo strutturale, quindi continuare questa operazione e laddove possibile anche migliorare. Cosa importante, nei dati che sono stati forniti da Massimo Bitonci quando è venuto in audizione da noi in Commissione Finanze, non c'è un rischio, diciamo così, di perdita da parte dello Stato per mancato rientro da parte delle aziende. Mi spiego. Tempo fa sui giornali erano uscite notizie anche poco controllate che davano una sofferenza importante, quindi un rischio di perdere decine di miliardi da parte dello Stato. In realtà è certificato che il rientro è in linea con quelli che sono i tassi normali di mercato. Quindi la dimostrazione che fornire credito alle piccole e medie imprese non è particolarmente rischioso, perché sostanzialmente è anche facile capirlo, si divide molto il rischio, si divide su un numero molto importante di aziende con importi relativamente modesti rispetto a crediti di aziende più grosse, e questa frammentazione del rischio consente di erogare credito in maniera importante. Ecco, questo è uno strumento fondamentale su cui si sta investendo molto, così come il rafforzamento del sistema dei confidi che negli anni erano stati un po', se vogliamo, anche dimenticati, e invece stanno riacquisendo un ruolo importante, in particolare per i prestiti ancora più ridotti di entità, pensiamo a commercio, artigianato, e stanno riacquisendo un'importanza fondamentale nell'erogazione del credito. Ecco, sui numeri anche, so che l'anno scorso ho visto nei primi mesi del 2024 117.000 domande accolte e garantite su 166.000, giusto per avere anche un quadro della dimensione, perché lei proprio all'inizio giustamente ha ricordato che si tratta di una iniziativa molto molto importante. Tra l'altro Banca Italia ha anche riscontrato che i prestiti sono diminuiti dell'1,1%, i prestiti alle imprese naturalmente, e addirittura del 9,4% alle microimprese. Questi numeri, perché vorrei capire, senatore,
lo stato di salute. Lo stato di salute, allora, l'economia italiana regge, è stata in crescita, no? L'occupazione a percentuali migliori addirittura rispetto a quella europea, e anche l'inflazione è stata combattuta meglio che altrove, quindi risultati molto positivi, ma adesso mi sembra ci sia l'inflazione un po' tornata a riscaldare, la produzione industriale, che però quello è un problema che che da un po' si porta in Italia, esiste. Allora, questo fondo sicuramente è determinante, è importantissimo. Come si può andare a incidere nel complesso dell'economia produttiva italiana? Quali sono poi anche altri aspetti sui quali intervenire secondo lei? Allora, abbiamo degli orizzonti di breve, medio e lungo termine. Sicuramente la follia della ideologia green, che ha affossato completamente il mercato dell'auto, è uno dei motivi, se non il principale motivo, del calo della produzione industriale. Ricordiamo sempre che in una Mercedes, in una Volkswagen c'è il 30% di Italia, quindi se non vendi Mercedes, non vendi Volkswagen, non vendi il 30% di prodotti italiani. Questo ha inciso in maniera imponente sulla produzione industriale, ma è una semplice scelta idiota fatta dall'Europa, ideologica e idiota. Pare che le cose stiano cambiando, non so se avete presente il telefilm Happy Days, quando c'era Fonzi che non riusciva a dire ho sbagliato. Qualcuno sta iniziando a dire ho sbagliato, probabilmente verranno riviste un po' le regole e questo può far ripartire il mercato dell'auto. Certo, nel frattempo abbiamo regalato quote di mercato, in particolare cinesi, ma non solo. Quindi un errore enorme, lo stiamo pagando, però questo penso verrà in parte rivisto. L'altro tema, che è il tema dei temi, è quello relativo al costo dell'energia, e noi qui paghiamo lo scotto di aver rinunciato al nucleare, e questo è un enorme problema. Si recupera sì, ma i tempi sono chiaramente lunghi. Ci sarebbe che da dire il super bonus, perché il ministro Giorgetti in passato ha spiegato come il super bonus sia un handicap, se si può dire, si può usare ancora questa parola, per l'economia italiana, non solo ieri e oggi, ma anche domani e dopodomani. Ma basta fare il conto della serva. Non è vero che la legge di bilancio di quest'anno è di 30 miliardi, è di 68 miliardi, perché partiamo dai meno 38 che è la rata di questa boiata del super bonus. Quindi noi intanto dobbiamo pagare la rata di 38 miliardi, poi iniziamo a fare il resto. È chiaro che questo impatto sui conti pubblici in termini di mancate entrate di una trentina, una quarantina di miliardi per quest'anno e per i prossimi 3, 4, 5 anni chiaramente incide in maniera imponente. Ovvio che se ci avevi 40 miliardi in più da dare alle aziende e alle famiglie le cose andavano meglio, però vorrei dare una nota di ottimismo. Abbiamo avuto anche negli ultimi tempi un calo dei consumi legato sostanzialmente a un tema di preoccupazione per le guerre in corso. Il fatto che si chiudano le guerre in Israele e in Ucraina, come mi auguro in tempi brevi, a mio avviso avranno un impatto positivo sui consumi, proprio in termini di recupero di fiducia da parte delle famiglie. E questo potrebbe dare una spinta a un'economia che paga questi errori fatti nel passato, l'abbiamo detto, super bonus, il non avere nucleare, le follie green europee. Però insomma un po' di sano recupero dei consumi aiuta. Il nostro sistema poi per il resto è molto solido. Sì, infatti, per chiudere, per l'accesso a impegni, mi ripeto, non essendo un addetto ai lavori, ma avendo la fortuna di intervistare un addetto ai lavori come lei, cerco di capire perché arrivano segnali abbastanza controversi sull'occupazione. Io ho una certa età, segnali così buoni non me li ricordo. Ho letto anche che ci sono addirittura ormai dei guadagni sul potere d'acquisto, cioè
della crescita dei poteri d'acquisto, quindi segnali buoni. Poi non voglio fare demagogia così di basso costo, però mi sembra i dati sul turismo, certo, è aumentato il turismo, lei è stato anche ministro del turismo, sono aumentati gli stranieri, per quello il turismo è cresciuto in termini di valore, ma non di volume, perché gli italiani qualche problema l'hanno avuto. Però voglio dire, non è un paese in ginocchio questo, tutt'altro, ma ci sono, come dire, degli scricchioli qua e là, e io faccio un po' fatica, le confesso, ma ad avere una realtà abbastanza composita per farmi un'idea più omogenea di quello che sta succedendo. Un suo parere? No, allora, ha perfettamente ragione, bisogna vedere un po' tutti gli aspetti. È chiaro che avere il record dell'occupazione è un dato positivo, ma questo sostanzialmente è frutto di una scelta, cioè aver abbandonato la politica folle, sempre grillina, come il 110, del reddito di cittadinanza. È evidente che c'è stato un travaso da chi prendeva il reddito di cittadinanza a chi invece ha cercato e trovato occupazione. Oltretutto esiste ancora una necessità enorme di forza lavoro da parte del sistema industriale e manifatturiero, per cui sotto questo aspetto il dato anche in prospettiva è positivo, quindi una regola sbagliata corretta ha dato un risultato positivo. Ribadisco, un clima di fiducia relativo alla chiusura delle guerre in corso può dare una spinta, proprio perché se abbiniamo le due cose, più occupati, quindi più gente che ha un reddito fisso, perché la maggior parte di questi nuovi posti di lavoro sono a tempo indeterminato, con una ripresa dei consumi può dare una giusta spinta all'economia italiana. Però avremmo bisogno di un'Europa un po' più veloce nel rivedere delle scelte sbagliate come quelle dell'ideologia green. Ecco, lì se ci fosse uno scatto anche in velocità andrebbe tutto molto meglio, anche perché nel frattempo la nuova amministrazione americana pare molto molto operativa e attiva sul tema, quindi rischiamo di rimanere il vaso di coccio tra i due vasi di ferro, Stati Uniti e Cina, quindi abbiamo bisogno che l'Europa si dia una mossa, però questo è un altro problema. E intanto allora noi siamo arrivati alla conclusione. Io ringrazio per la sua disponibilità il senatore Massimo Garavaglia, presidente della Sesta Commissione Finanza e Tesoro a Palazzo Madama. La ringrazio davvero e a risentirci presto. Grazie, buon lavoro a tutti. E adesso qui Parlamento. Mi disminti sempre. Mi dimentico sempre della sigla finale, una mancanza per la quale chiedo perdono ai nostri tecnici Donna Sveva e Lorenzo il Magnifico. Poi non so se Donna Sveva e Lorenzo il Magnifico non sono nomignoli, sono così. Lo si fa in radio, in privato, cioè quando chiacchieriamo non è che dico Lorenzo il Magnifico e Donna Sveva, parli in radio, cerchi un po' di come dire, di rendere le cose un po' più simpatiche, chissà se ci riesco. Andiamo avanti, dai, facciamo così. Allora, un altro brano musicale che poi ci porti verso la rubrica Segui la Lega. E cosa mettiamo? Cosa facciamo? Ali Sciaffo. Andava forte, com'era? Pungi come un'ape, vola come una farfalla, era il modo di dire. Beh, c'è un colpo, lui vinse la prima volta il campionato del mondo, pesi massimi, professionista, vinse la medaglia d'oro a Roma nel 1960, con uno che era considerato uno dei più forti campioni di pugilato di sempre. Un tipo poco raccomandabile, che aveva a che fare con mafie e cose di questo genere, finito in galera, mi sembra. Il cognome non me lo ricordo, credo sia stato nel 64, 63, 64 più o meno. Questo incontro lo si vede, ci sono le videocassette, ci sono su YouTube, eccetera. Qualcuno
disse addirittura che sia stata una combine. Invece, se vai a vedere con il replay, Muhammad Ali colpisce il suo avversario con un colpo, con una velocità che te ne accorgi solo al replay. E un po' mi ha ricordato questa velocità felina, sovrumana, mi ha ricordato la velocità, tu non l'hai mai visto giocare, Lorenzo, del nostro Ronaldo, Ronaldo Nazario da Lima, Ronaldo, che aveva anche lui nei momenti più fulgidi della sua carriera movenze e velocità fuori dal comune. Ali Shuffle. Riprendiamo sempre la diretta con Radio Libertà e abbiamo 4 minuti per seguire la Lega. In realtà abbiamo tutto il tempo che vogliamo per seguire la Lega. Seguila sempre, ovunque, comunque. Segui la Lega. Sigla. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sono sul sito Lega... legaonline.it, scritto legaonline.it. Segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina, e anche secondo sintassi. Allora, tutte le cose che si possono fare da su questo sito: iscriversi alla Lega Salvini Premier, è molto facile, molto semplice, si versano 10 euro, si può fare anche, pensate, tramite PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti, e infine vi verrà recapitata la magione per via postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane. Gesti apotropaici, calorosi, profondi, se volete anche reciproci, non sono un moralista,
alle femminucce, li consiglio personalmente, fra le femminucce e i maschietti, a tutti i sessi previsti e anche a quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega e Salvini Premier. Poi abbiamo anche il calendario delle feste, siamo a fine settimana e ostimenti, come si diceva un tempo, è servito al tagliamento. Il calendario delle feste, quindi unite l'utile al dilettevole, politica, buon cibo, buona compagnia, e, insomma, avete questa opzione. Poi il momento di autodeterminazione civica, io lo chiamo così, il 2 per 1000, il tuo sostegno vale il 2 per 1000, una scelta libera a difesa dell'Italia in Europa. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43, non ti costa nulla. Sono soldi che lo Stato, che sono dello Stato, noi però possiamo dire allo Stato dove spenderli, e quindi questo è una cosa positiva, anche se la mia mentalità liberale dovrebbe essere: tu lasciali a me e quei soldi poi io faccio. Ma in Italia non è possibile, è già tanto aver ottenuto il D43, il 2 per 1000. Allora, D di Domodossola, 4 assolutamente come la pizza 4 stagioni, perché oggi è la giornata della pizza. E chi non pizza, peste lo colga. Allora, 4 come la pizza 4 stagioni, 3 invece il numero perfetto, D43. Ovviamente questa è una redazionale della Lega e noi veramente a cuor lieto diamo questa indicazione. E poi abbiamo le apparizioni radio-televisive dei protagonisti della Lega, vale a dire i politici. Abbiamo alle 16:48 oggi il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio Riccardo Molinari, Rai Radio 1. Domani alle 10, ora presta per chi vi parla, quasi antelucana, invece Alberto Bagnai a Rai News 24, è il responsabile economico Lega. Rossano Sasso invece sempre domani, ma alle 11, agenda Sky TG 24. E poi lunedì ancora Riccardo Molinari, lunedì 20 Riccardo Molinari a 4 di sera, Rete 4 alle 20:30, sempre il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio. Quindi direi che con Segui la Lega Sassuffi possiamo andare all'intervallo e tra qualche minuto inizieremo con Parola di scrittore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi due consigli, a parte che dopo tanti e tanti anni sapete bene che per noi Natale è un momento importante, perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive e c'è il Natale. Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe. Cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no. Noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono a numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408, oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com.
E lasciamo gli anni '80, lasciamo Davide Toffolo, cantante dei Futuritmi, Davide Toffolo di cui oggi cade il genetriaco, i Futuritmi. Pensa Lorenzo che negli anni '80 le riviste specializzate, Rockstar, Popstar, eccetera, indicavano il futuro del rock italiano nei Futuritmi e in quel gruppo, quello di Piero Pelù, come si chiama? L'Iftiba, una cosa che non mi sono mai piaciuti. Il FIBA poi effettivamente i Futuritmi si sono sciolti, Gianmaria Cusano ha fatto il Prozac più, Davide Toffolo i Tre Allegri, Ragazzi Morti, poi Davide Toffolo anche produzione, disegna fumetti, eccetera, eccetera. Vabbè, allora giusto per aggiornarvi e aggiorniamoci invece su Parola di Scrittore, la rubrica settimanale che chiude oltre la pagina, rubrica Chi se vale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione. Ve lo voglio ricordare, avete il vostro libro nel cassetto, potete inviarlo a Patrizia che si mette a vostra disposizione, lo potete fare in forma cartacea, fisica, per via postale, ci sono poste italiane, eccetera, eccetera, eccetera. Lo indirizzate ad Ardèche Comunicazione, è scritto Ardèche Comunicazione, via Andrea Verga 4, il codice d'avviamento postale è il 20144 Milano, oppure se l'avete in formato elettronico lo inviate a questa email press2, scritto come si pronuncia con 2 S, press2 di numero, 2 scritto numero, @ Ardèche Comunicazione, Ardèche Comunicazione tutto attaccato.com. E oggi parliamo di, già il titolo colpisce, Cachabal, vita di un pescatore di storie. Siamo dalle parti del Lago Maggiore, parti che tra l'altro luoghi che personalmente conosco abbastanza bene e che io adoro, sono fantastici, la Rocca di Angera e poi il Monte Rosa. Pensate che per vedere l'alba al Monte Rosa la mia compagna è riuscita a smuovermi alle 4 del mattino. Io alle 4 del mattino faccio fatica ad andare a dormire, perché svegliarvi, ed è uno spettacolo che davvero non ha parole. Io ho cercato un po' anche di mettere qualche ingrediente che troveremo nel libro di cui andiamo a parlare, che è appunto Cachabal. L'autore, lo scrittore di oggi è Lorenzo Franzetti, al quale do il benvenuto e grazie per essere ai nostri microfoni. Benvenuto Franzetti. Grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere presente qui con voi. Il piacere è anche nostro. Questa è la storia di Geppo. Che personaggio è? Che romanzo è? Diamo senza, non so se ci sono cose che si possono spoilerare o meno, però possiamo dare delle indicazioni. Possiamo dare indicazioni Certo. sugli argomenti, sullo stile. Prego. Il contesto è il Lago Maggiore, cioè la mia terra, io vengo da lì, nasco sul Lago Maggiore, nasco ad Angera e la storia è ambientata in quei luoghi ed è una storia che ha delle radici di verità e poi diventa una storia, come si direbbe, no? Di fiction. È una storia di lago, una storia che attraversa 70 anni di storia, dal secondo dopoguerra fino ai giorni nostri, ed è la storia di un personaggio che la racconta come vuole, no? Un Cachabal, come si dice, no? Per cui racconta episodi di vita e racconta anche la sua storia in un modo tale che il lettore è sempre a chiedersi, no? Se sarà vera oppure no. Un po' come il personaggio tipico, no? Dei luoghi dei nostri paesi di lago che frequenta le osterie, che è il cosiddetto Cachabal. Ospite fisso con il mezzo di rosso davanti, le carte da gioco e la racconta episodi di cronaca che non sai mai quanto siano veri e quanto no. Ma è un po' anche, sì. Mi sembra di capire, Lorenzo, che questo in sostanza, per lei è stato giornalista, abbiamo detto anche la sua passione sfrenata per la bicicletta, tant'è insomma nato e cresciuto in terra che ha dato campionissimi un po' tutta la fascia
la fascia, diciamo, pedemontana, lombarda, fino ad arrivare a Novara, al Verbano. Ganna è l'ultimo prodotto. Ma no, non volevo andare lontano, volevo dire che lei ha anche, ho letto anche su cosa vuol dire, come interpreta l'idea dello scrivere, e mi sembra che lei abbia, come dire, in queste frasi indicato quello che è un po' la sostanza anche del narrare. Narrare significa mescolare vero e verosimile, significa anche, comunque, quando racconti non può essere un resoconto stenografico, ci devi mettere le tue impressioni, ed è chiaro che magari tu dici c'erano 10 persone, ma magari a te ne sembravano 50, faccio per dire adesso per terra a terra, ed è un po' l'essenza. Geppo, insomma, Geppo è anche un po' il suo autore, insomma, anche lei, forse. Ecco, sì, in un certo senso sì, perché l'obiettivo del libro è trasmettere delle emozioni, portare il lettore dentro a un mondo, no? Dentro a un mondo che magari i più anziani conoscono, hanno conosciuto, i più giovani non conoscono per niente, e poco importa l'aspetto, il dettaglio di cronaca o il dettaglio della trama, ma l'importante è avvolgere il lettore in un clima, che è fatto di varie sensazioni, odori, profumi, sapori, rumori, e tutto questo per far sì che questa storia sia autentica, non è necessaria, non necessariamente vera, ma autentica, no? Che sono due cose diverse. Ecco, la interrompo, mi perdoni, perché anche qui mi ha dato spunto di una riflessione. La seguo. Lo scrittore, cioè, quando le dice non ha importanza se è vero o verosimile, perché? Perché chi narra, il vero narratore, e non mi sarebbe dispiaciuto esserlo, ma io non lo sono uno scrittore epigrammatico, buono per fare l'addetto stampa o al massimo il giornalista. Il vero narratore non vuole convincerti, racconta e basta. Invece è così ed è così importante questo ruolo, soprattutto in tempi dove anche chiunque passi per strada vuole convincerti, vuole venderti qualcosa, vuole venderti le pignate, le pentole, vuole venderti le sue idee, vuole venderti le sue convinzioni, vuole venderti se stesso, vuole venderti questo, vuole venderti quello. Chi racconta, da Omero in poi, racconta per la passione di raccontare, e i grandi romanzieri quello poi alla fine fanno, raccontare. Sì. E certo. Poi è chiaro che nella narrazione c'è la capacità di ammagliare, affascinare, eccetera, ma devi partire dall'idea di raccontare. Penso che in giro che si stia vivendo, in una certa età, una realtà ormai non da oggi, da qualche decennio, dove c'è un continuo tentativo di sopraffazione vendendoti qualcosa, e lei È invece vero. mi sembra indica la direzione che secondo me è quella più giusta. Prego. Sì, a me, guardi, poi c'è un fondo di personale, no? Cioè, perché io comunque gli ingredienti, no, principali di questa storia sono reali, poi trasformati. Reali perché appunto l'osteria nel quale è ambientato gran parte della storia è in parte l'osteria dove sono cresciuto, perché era quella di mia nonna. Da parte di madre i miei nonni avevano un'osteria vicino al lago. Da parte di padre avevo una bottega del ciclista, no? Che erano dei luoghi di aggregazione straordinari, no? Che in passato radunavano personaggi di ogni tipo e anche storie, e da lì, fin da bambino, ho imparato ad ascoltarle queste storie, no? E poi mi sono entrate dentro. Poi con i miei studi, ho fatto degli studi storici, una laurea in storia, avevo questa passione sempre dentro, che era quello di ascoltare e registrare queste storie, per cui ho fatto un periodo della mia vita ad andare proprio nei cortili del mio paese a registrare le voci degli anziani, no? Che ti raccontavano episodi di vita locale. E
queste registrazioni sono gli ingredienti da cui sono partito per raccontare una storia poi di fantasia. Mi interessa, lei anche quindi l'esperienza del giornalista, noi dicevamo, come sceglie lo stile? Preferisce un flusso continuo? Preferisce comunque, perché una storia, per quanto, come dicevo, non ti deve vendere, ma ti deve convincere, quindi ognuno, credo, no, di voi scrittori ha se non dei metodi, dei sistemi, dei modi per avvicinarsi alla scrittura. Per arrivare a questo senso quasi puro del narrare, lei si è riferito maggiormente a alcuni stili, oppure è la storia che si fa raccontare da sé? Io vengo dal giornalismo e quindi in particolare il giornalismo sportivo, anche se mi sono occupato di cronaca per tanti anni, e poi in realtà sul Lago il nostro maestro è Piero Chiara, poi in realtà non soltanto, cioè io ho trovato ispirazione moltissimo nella musica, no? Ci sono dei maestri straordinari, in particolare, non so, io penso a Enzo Iannacci o penso anche a Paolo Conte, che in una canzone ti mettono un romanzo, cioè ti mettono una storia straordinaria con delle sfumature e anche delle cose da cui trarre spunto, no? E io ho sempre cercato un ritmo veloce, un ritmo facile, vengo dal racconto, no? Io ho sempre scritto libri di racconti, uno dei quali La bottega del Romeo nel 2016 che è stato premiato al premio Chiara. E ho questo stile, no? Anche i capitoli del mio libro vorrebbero avere questo ritmo, per stancare meno possibile. Io dico sempre, vorrei che il mio libro, no? Per la stampa del mio libro non fosse invano, cioè non abbiamo abbattuto degli alberi invano per produrre un libro, no? che magari resta lì dimenticato, per cui mi sento sempre in dovere di non abusare della pazienza di chi legge, e quindi questo è una delle mie fisse, ecco. E parliamo della geografia, parliamo dei luoghi che mi sembra abbiano comunque, mi permetto di dirlo, lo dico da anni, da quando li ho scoperti. Sono un immigrato, vengo dal Friuli Veneto, ma ormai sono più di 20 anni che sono qua, e nel 2011 ho scoperto il Verbano, Lago Maggiore, e insomma quell'area che non conoscevo, e ne sono rimasto fulminato, innamorato. E quindi per me è anche abbastanza facile immaginare cosa ritroveremo nel suo libro. Però il Monte Rosa, il lago, la Rocca di Angera, ci sono proprio tutte queste suggestioni. Come si lega le storie di Geppo, come si legano ai luoghi in cui le legano racconta? inscindibilmente a dei luoghi, anche se non lo reputo un libro iperlocale, deve essere apprezzato anche da chi, appunto, dai lettori che magari ascoltano Radio Libertà, che non sono di Angera, non sono di Ispra. Angera, Ispra, la sponda magra la chiamano, no? La sponda lombarda del Lago Maggiore è considerata per tradizione la sponda magra, che è quella in passato un pochino più povera, meno così attraente da un punto di vista mondano, diciamo. Oggi non è più così, perché comunque ha anche una sua attrattiva a livello turistico, ed è da un certo punto di vista ancora a misura d'uomo rispetto magari a una sponda piemontese che è molto affollata di solito, molto vicino alle montagne, un po' più in ombra. Invece la sponda lombarda ha una configurazione un po' diversa, no? E poi c'è una storia di paesi, storie di quartieri, storie di lago. Di lago vuol dire venti, no? Il vento del mattino, il maggior che viene giù
da nord e l'inverna che poi entra nel pomeriggio e nella direzione opposta. Poi vabbè, io la dico così, poi ovviamente i pescatori mi bacchetteranno, però ce ne sono altri venti che sono parte della nostra storia quotidiana, della nostra vita quotidiana. Una valutazione mia personale, non c'entra niente con parola di scrittore personale, ne approfitto di avere chi anche scrive, no? Appartiene in quei luoghi e in qualche modo li fa affiorare, anche se naturalmente la scrittura ti permette di rendere universale anche il cantone della tua cameretta di quando eri bambino. Mi ha colpito questo, il modo differente di essere laghé in un'area non così ampia ma non vasta, no? Il modo di essere laghé dei comaschi, dei lariani, così tanto diverso rispetto a quello dei varesotti e un pochino anche diverso rispetto ai novaresi sul versante verbano. Ma mentre tutto sommato ha detto lei, l'ha spiegato benissimo, no? La Sponda Magra comunque c'è un legame di stretta parentela, Lago Maggiore e il Verbano. Invece siete completamente diversi per come vi ho conosciuto, per carità, non ho esperienze approfondite, è un'impressione quasi, mi permetto di dire, da turista, però proprio siete molto diversi voi laghé, che infatti non vi definite neanche laghé del Lago Maggiore rispetto a quelli del Lago di Como, eppure siamo sempre in Lombardia. Sì, c'è una differenza, c'è anche la differenza anche di lingue, no? Anche se sembrano simili, in realtà le espressioni dialettali, gli stili, poi vabbè, lasciamo stare che tra varesotti e comaschi non corre mai buon sangue, non sono mai potuti vedere, sebbene no, fossero sotto la stessa provincia fino a 100 anni fa. Per cui è vero, c'è una differenza. Poi noi risentiamo molto da una parte dell'influenza milanese, perché da noi il milanese è una presenza fissa, per cui anche il modo di vivere, di parlare, di rapportarci è legato anche a questo fenomeno, no? Delle seconde case milanesi, diciamo così. Ci sono anche molti varesini e varesotti che lavorano a Milano, mi sembra. Sì. Cioè, io per tanti anni ho fatto il pendolare, no? In una redazione di giornale, però ce ne sono tanti che fanno 1000 mestieri partendo in treno, ahimè con una linea disastratissima, però insomma il fenomeno dei pendolari è abbastanza comune e il legame con Milano è forse una delle cose più strette che c'è ancora, no? Questo è. E torniamo, mi perdoni, ho portato un po' l'argomento fuori strada, torniamo al Casciabal. Chi è il pubblico? Come lo immagina gli ascoltatori, i lettori in questo caso, no? Gli ascoltatori del Casciabal, i lettori di Lorenzo Franzetti, si ha un identikit, un'idea, come si immagina sia, chi si immagina sia il suo lettore, Lorenzo Franzetti? Ma il mio lettore secondo me è un lettore curioso, un lettore che comunque si approccia a qualcosa da scoprire, no? E credo sia, cioè, l'intento è quello di andare oltre un certo tipo di fascia anche di età, no? Perché sta riscuotendo grande successo, no? In chi queste cose le ha vissute, no? Quindi in una generazione, diciamo, la generazione che ha vissuto anche gli anni 50, 60 e 70, ma l'obiettivo è anche quello di incuriosire un altro tipo di pubblico, no? Proprio per tramandare. L'obiettivo è anche del Geppo è quello di fare memoria. Fare memoria vuol dire tramandare attraverso una storia che non è solo quella, non è solo la memoria, ci sono anche delle riflessioni abbastanza che secondo me molto forti sulla questione, sul rapporto tra anziani e giovani, no? Però ecco, la questione della memoria è ricorrente in tutto il libro e è una cosa
a cui tengo particolarmente, ho sempre in qualche modo è una cosa che mi ha sempre guidato nel mio modo di scrivere e anche di lavorare con la cultura, no? Tant'è che uno dei miei libri, che si chiama delle stelle, è ispirato a una storia che mi è stata appunto raccontata di una ragazza ebrea, no? Che ho scoperto per caso qui al mio paese, di una ragazza ebrea che è stata costretta a nascondersi per evitare la persecuzione nazista, no? Per dire. L'idea della memoria è una costante e quindi l'obiettivo è quello di raggiungere più lettori possibili, anche chi non è abituato a leggere grandi romanzi o pagine e pagine, per cui anche la lingua è stata in qualche modo pensata per essere gentile con chi è meno abituato a leggere. E siamo alle conclusioni, anche perché mi parlo in base alla mia esperienza, limitata esperienza. Comunque io vengo dalla provincia, dalla profonda, anzi proprio dalla campagna, molto più provincia ancora del Lago Maggiore di Varese. Però so questo, che se si segue la narrazione, se si segue il racconto, se si segue chi racconta le storie, scopriamo che qualche delitto senza pretese lo abbiamo anche noi qui in paese, cantava De André, che ci sono nella realtà della provincia, della campagna, ci sono persone che hanno visto la storia con la S maiuscola, che sono state negli Stati Uniti, che hanno magari i nonni che hanno fatto, il nonno che ha fatto la prima guerra mondiale. Io mi ricordo una storia pazzesca, era un amico di mio padre, lui era un carrozziere fantastico e da giovane era emigrato un po' in mezzo al mondo. Un giorno sarebbe stato veramente, quella volta non ci ho pensato, da scriverci un racconto. Lui aveva anche simpatia per me, era bravo anche per questo. La faccio breve. Ha cominciato a raccontarci come niente fosse, come ieri sono andato a prendere il caffè. Lui era operaio in mezzo all'Amazzonia in un'impresa che stava asfaltando l'Amazzonia e una notte sono stati attaccati dagli indios. E raccontava delle frecce, delle frecce, quelle che arrivavano dalla Cerbottala. No, lui era in mezzo, ci ha rischiato la buccia di brutto e la raccontava però con una naturalezza spettacolare, sconvolgente, ma ti faceva capire quel racconto. Lui non aveva quell'intento ed era ancora per quello, ed è anche per quello che era ancora più convincente. Non voleva far raccontare chissà che, raccontavano, che era come se fosse un aneddoto qualunque. Però lui è stato in mezzo alla storia, quella che magari troviamo nei film, nei fumetti, a me che sono un fumettaro, naturalmente Mister No, eccetera, eccetera. E quindi, ecco, nella realtà di provincia, nel profondo magari delle campagne, del paesino, eccetera, ci sono persone che possono raccontare la storia con l'S maiuscola e quindi raccontare e comunicare e trasmettere è fondamentale perché io personalmente non solo lo trovo di profondo interesse, ma mi piace pure, c'è proprio piacere quando sento le storie, mi è sempre piaciuto tanto. Allora, chiudo ricordando Cacciabal, Vita di un pescatore di storie. Mi sono dimenticato, errore, allora, Tracce per la Meta Editore, collana oltremare narrativa, curato da Anna Maria Folchini Stabile, 18 euro, 292 pagine. Quindi ancora Cacciabal, Vita di un pescatore di storia, lo trovate nelle librerie anche online, comodamente anche online. Lorenzo Franzetti, l'autore, è stato con noi, lo ringrazio, lo saluto e lo ringrazio. Grazie. A risentirci al prossimo libro, Lorenzo. Grazie. Perfetto. Chiudiamo da un Lorenzo, un altro Lorenzo magnifico, una sveva, entrambi meravigliosamente sulla tolla di comando di regia tecnica. Grazie a Patrizia Gallini di Ardescia Comunicazione e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Avete ascoltato Oltre la pagina.